L'idea è di applicare rispetto ai 184.249 attività produttive un addizionale per 146.694 di queste allo 0,10 e alle restanti 37.555 lo 0,50. Per un gettito complessivo che dovrebbe aggirarsi sui 45-50 milioni di euro. Ha sintetizzato così l'assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara l'ipotesi di applicazione dell'addizionale IRAP contenuta nel bilancio che sarà presentato la prossima settimana e che oltre all'aperta contrarietà delle categorie economiche ha provocato anche l'ennesimo strappo tra Lega e Forza Italia. Eppure l'impatto effettivo sarà contenuto, spiega Calzavara, 14 euro l'anno in più per un bar, 30 per un mini market. A una piccola e media impresa con 1 milione di fatturato l'aumento sarà di 88 euro. A una piccola e media impresa con un fatturato di 5 milioni di euro 438 euro. Questa è un po' annuali. Lo sforzo per compensare minori entrate e incamerare nuove risorse viene chiesto alle imprese, non ai cittadini. Non sarà introdotta alcuna addizionale IRPEF. Riteniamo che sia un contributo assolutamente sostenibile che non va a mettere in difficoltà le aziende che magari stanno vivendo anche momenti difficili in questo periodo, ma che vede la Regione avere bisogno di risorse per riuscire a chiudere questo ulteriore bilancio, l'ultimo dell'era Zaia, 15 anni senza addizionale IRPEF, che ha fatto sì che il Veneto è la regione con la più bassa incidenza pro capite fiscale. 7 euro pro capite, quando in Lombardia sono 55, in Emilia-Romagna 99, in Lazio addirittura 300. Nelle tasche dei veneti sono così rimasti 17 miliardi. Numeri che da soli per Calzavara bastano a respingere l'attacco del coordinatore regionale azzurro Flavio Tosi, che ha puntato il dito contro il contratto capestro per la pedemontana veneta. Dispiace vedere figure anche di primo piano che rilasciano dichiarazioni che sinceramente non sono coerenti con il loro percorso di amministratore, visto cosa hanno fatto nel Comune di Verona in termini di addizionali. In questa contabilità la pedemontana non c'entra. Costerà qualcosa in più, almeno per i primi anni, rispetto al piano economico-finanziario presentato, non sono cifre disastrose. Per riequilibrarle le strategie sono altre, non solo le attese di un maggiore utilizzo futuro dell'infrastruttura, ma soprattutto l'inserimento in una holding con le autostrade. Attraverso il maggiore gettito fiscale andranno invece finanziate partite definite importanti, tra cui le elezioni del 2025, le ATER e 2 opere stradali attese dal territorio, la Bretella, la strada del Santo e quella di Cortellazzo.